Salve a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Soundtrack City con Massimo Privitera. E Marco Testoni nel nuovo magazine. È vero, oggi abbiamo il magazine e parleremo di due film più o meno usciti nello stesso periodo. Uno di cui parlerò adesso, Il Colibrì, e l'altro invece che è andato a vedere proprio Massimo per noi, Il Sol dell'Avvenire di Moretti con le musiche di Piersanti. Ma inizio allora, Massimo, io con questo Colibrì. Allora, Il Colibrì è un film del 2022 diretto da Francesca Archibugi e tratto dall'omonimo romanzo di Sandro Veronesi. Il film è una storia corale, peraltro con un montaggio molto molto particolare, perché si va avanti e indietro nel tempo in continuazione. Mi ricorda un po' una serie come concetto di Disasta, dove appunto c'è una storia familiare ma si va avanti e indietro nel tempo. Questo tipo di meccanismo, questo tipo di montaggio, diciamo, in una prima parte a me ha creato un certo senso di straniamento, perché è particolarmente difficile da seguire, ma una volta che si è entrati dentro e soprattutto con l'avvicinarsi del finale, il film diventa veramente affascinante. Per quanto riguarda il cast, va bene, io potrei parlare di Favino, che come al solito è di una bravura esagerata, oserei dire. Insomma, il cast è un cast formidabile a tutti i livelli. La regia di Francesca Archibugi è molto di punch, come posso dire. È una storia molto toccante, veramente tocca 3 generazioni di questa famiglia, con al centro appunto la figura del padre. Le musiche sono di Battista Lena. A mio modo di vedere, Battista Lena è uno dei compositori più interessanti della nostra scena italiana, forse secondo me sottovalutato. Se vado a vedere le collaborazioni che ha avuto Battista Lena, soprattutto con Francesca Archibugi, con cui ci ha fatto una serie imprecisata di film, qualche volta con Virzì, dopodiché con altre collaborazioni sporadiche, ma il grosso della sua filmografia è su questi registi che vi ho appena detto. A mio modo di vedere è una scrittura molto elegante, molto efficace, una bella orchestrazione particolare, dove in qualche modo si intuisce anche le sue radici jazzistiche, quindi sentirete delle timbriche diverse da quello che normalmente noi sentiamo in Italia per la maggior parte dei nostri compositori. È una raffinatezza di fondo, un saper descrivere le atmosfere con molta delicatezza e sensibilità. Insomma, un bel film, lo consiglio a tutti, andatelo a vedere. Non è proprio esattamente quello che si dice un film uscirete fuori pieni di allegria, ma sicuramente con il cuore gonfio. Ecco, Massimo. Bene, ma dove lo si trova? In streaming, giusto? Perché sì, guarda, si può vedere in streaming sia su Amazon che su Now TV, quindi bene o male, insomma, è abbastanza diffuso, ecco, nelle piattaforme digitali. Ma a questo punto parlaci un po' del tuo film, Massimo. allora, il mio film è al cinema e quindi vi consiglio, come facciamo sempre, di andare al cinema, anzi ritornare al cinema. In questo caso ritornate al cinema con un grandissimo film che rinfranca nei confronti della vita, rinfranca nei confronti di tutto quello che abbiamo passato pandemicamente parlando, che ancora un po' ce lo portiamo addosso, anzi, non un po', tanto. Devo dire che l'ultimo film di Nanni Moretti è tornato ad essere il Nanni Moretti che chi ama troverà come tale, perché questo è il suo Canto del Cigno, il suo apogeo, è la summa di tutto il suo cinema, è un film dove si ride dall'inizio alla fine, ma si ride in maniera amara, si ride in maniera felice, si ride in maniera psicologicamente ragionata, perché ci sono certi momenti in cui dici caspita, è tutto vero, vorrei fare io come Nanni Moretti. Ora, non vorrei spoilerare perché non è la tendenza nostra, anzi il trailer gioca molto sulla farsa, sull'ironia e sulla sequenza che per me diventerà una sequenza cult del cinema, quella di riferimento a Netflix, e non dico altro, perché il what the fuck già è di per sé abbastanza significativo. Un comunque film che è nel trailer, quella scena lì comunque è nel trailer, quindi sì, però è una piccola parte di quello che poi effettivamente, ma poi l'espressione di Moretti e di Margherita Bui accanto sono qualcosa che già rappresentano il cinema in sé. Grandissima interpretazione
in sottrazione stavolta, e quindi ancora più grande, di Silvio Orlando, una bellissima, bravissima Barbara Bobulova, Margherita Bui come sempre eccezionale, e poi tutto un contorno di attori vecchi e nuovi del cinema di Moretti. Finale commovente, un film altamente feliniano, forse il film più feliniano che poteva fare sia Fellini a suo tempo che soprattutto Nanni Moretti, in omaggio al grande Federico. E la colonna sonora è folgorante. Perché ho citato Fellini? Perché anche Franco Piersanti, vedendo l'amico Nanni Moretti, ha detto quasi quasi mi ricordo di essere stato l'assistente, il figlio prodigo di Nino Rota negli ultimi anni della sua carriera. E quindi questa musica, questo tema non tema, questo rimembrare circensemente, perché proprio c'è un effluvio di marce, circensi, di motivetti da circo, molto rotiani, però con lo stile ovviamente e la grandissima poetica, psicologica, introspettiva di Piersanti, sono proprio di Piersanti. Ci sono 2 o 3 temi che alcuni saltano molto all'orecchio, altri li devi percepire, ma quando li percepisci devi dire, cioè si vede subito che si entra nel mood, nel cinema morettiano e in tutto quello che Moretti vuole raccontare, anche in maniera dissacrante, molto onirica, ma proprio Moretti, e quindi lì veramente esci che dal cinema che ti viene voglia di vederlo. E non da tanti anni che non mi capitava di andare a vedere un film italiano 2 o 3 volte, l'ho visto per 2 o 3 volte, perché poi più lo vedi e più cogli altre sfumature, e soprattutto noi che siamo sempre attenti, io e Marco e chi ci segue, all'aspetto musicale, aspetto sonoro, devo dire che c'è un lavoro sul suono e sulla musica di Piersanti che è notevole, veramente, veramente elevato. Ora, io a quanto ho capito uscirà un vinile della colonna sonora del Sol dell'Avvenire, che ora trovate su Spotify, quindi potete godervela lì, però se avrete la possibilità di comprarvi questo vinile, fatelo. E poi, siccome il film era stato spacciato e forse anche in maniera abbastanza simpatica e a chiappa click, come si dice, o comunque invogliante, è come un musical. In realtà musical non è, ma c'è tanta musica, non solo quella di Piersanti, ma c'è tanta musica che poi Moretti, come al solito... Ecco, a proposito della tanta musica, comunque Nanni Moretti nella sua poetica utilizza spessissimo canzoni, no? Ci dici un po' le canzoni che ha utilizzato in questo caso, in questo film, e quale ti è rimasta impressa in particolar modo? Allora, ha utilizzato uno dei capolavori di Luigi Tenco del 66, che è Lontano Lontano, poi ovviamente Fabrizio De André, la canzone dell'amore perduto, anch'essa del 66, e poi Franco Battiato, un grande omaggio a recentemente scomparso Battiato con Voglio vederti danzare. Poi Parole di Noemi, sì, Sono solo parole, forse. Sono solo parole. Sono solo parole, è il momento in cui diciamo là veramente qua sembra quasi un musical. Ma quella che mi è rimasta più impressa, anche perché poi è legata ovviamente a un film che tutti amiamo, e chi non lo ama se lo vada a vedere per amarlo, che è Blues Brothers e Think di Aretha Franklin, che anche lì, che tra l'altro c'è, se non mi ricordo male, nel trailer viene accennata questa sequenza qui di Moretti che balla tutto così insieme a Margherita Bui che gli va dietro e ride, perché là come fai a non ridere? Cioè è trasportante. Quindi vi consiglio veramente Il Sol dell'Avvenire, musica di Franco Piersanti, film straordinario, stratosferico, e chi più ne ha più ne metta, aggettivando. Allora, noi vi salutiamo quindi con questi 2 consigli di, possiamo dirlo, film d'autore, in questo caso tutti e 2 film d'autore, peraltro italiani, uno Colibrì di Francesca Chibugi e poi Il Sol dell'Avvenire di Nanni Moretti. Tutte e 2 rintracciabili o sulle piattaforme o al cinema direttamente, come nel caso di Il Sol dell'Avvenire, quindi andate, vedete, sentite, ascoltate. Ciao Massimo, alla prossima! Ciao Marco, buona visione e buon ascolto, sempre!